Giovanni. Allora, senta, una piccola intervista. Come mai ha scelto quest'opera teatrale? No, perché a me innanzitutto piace molto Goldoni, e poi ecco l'impostazione dello spettacolo è molto su thriller, e amo tantissimo thriller, quindi mi sono divertito ad esaltare in particolar modo i personaggi e i loro momenti. Ciao, buonasera. Secondo me in Goldoni possono avvenire di queste cose, insomma. Amo molto Goldoni, la maschera, che richiama un po' al concetto pirandelliano. Ho capito. Ha trovato qualche difficoltà nello spettacolo? Sinceramente devo ritenermi fortunato, perché ho avuto la fortuna innanzitutto di lavorare con degli attori molto in gamba che mi hanno aiutato, insomma, a portare in scena questo lavoro nel giro di un mese. Le difficoltà poi del percorso si trovano sempre, si sanno, anche perché quando vedrà signorina lo spettacolo capirà, i movimenti sono molto complicati, però del resto mi posso ritenere fortunato. Con il gruppo come si trova? Mi trovo abbastanza bene, devo dire che le ragazze sono molto in gamba e mi hanno aiutato veramente ad accelerare questo lavoro, e anche i ragazzi sono straordinari. No, posso ritenermi fortunato. Non ho capito. Allora senta, io le auguro un in bocca al lupo. Crepi il lupo, si dice così? O in bocca alla balena? Ha trovato delle difficoltà per questo spettacolo? Nel modo più assoluto no, soprattutto con i cosi siciliani, abbiamo provato che è stata una bellezza, ha saputo subito dall'inizio la memoria, non mi ha detto prendete fino da torcere, prendete proprio. A che ora? Dai, difficoltà oddio, ci siamo divertiti tantissimo, Gli ultimi giorni di prove c'è stata una tensione, un nervosismo, Giulia le prove alla sala. Sono la cameriera di Fabrizio, cioè il padrone di casa, e quindi faccio un po' la pettegola, sono un po' i fatti tutti della casa, parlo con Rodolfo, poi un po' con tutti. Come si è trovata con il gruppo? E un giorno, mentre stavo studiando, mi arriva una telefonata a casa, una vocina squillante così. Pronto, sono Nico Siciliano, senti, Siri di Palumbo, sì, ti vorrei invitare a fare una recita con noi perché ti abbiamo vista fare la Madonna Binetto al presepe. Allora, lei ha trovato qualche difficoltà nello spettacolo? Guarda, nel personaggio in cui ci sono proprio dentro. Ah, ho capito. Quasi. Cosa interpreta? Tonino, sarei il servo di Lor Signore Fulgenzio. Tonino. Lei cosa interpreta? Io interpreto un conte che ha la voglia di fare il ragno. Devo ragnare su una ragazza. Sei un rattino. Ascolti, ha trovato qualche difficoltà per questo spettacolo? Sì, l'unica difficoltà che ho avuto è stata quella di stare vicino a Nico Siciliano. Camerluti che avevo messo lì. Ma durante le prove ho notato che ha trovato qualche difficoltà nel balletto? Sì, moltissimo, perché diciamo che io non ho mai ballato, odio ballare, quindi per me ballare è come se mi fai mangiare. Comincia alle 8. Comincia alle 8. Ho capito. Il mio personaggio è Fulgenzio, l'innamorato di Eugenia. Guardi, più che difficoltà sono state rotture di coglioni. In che senso? Le spiego. È un casino per quanto riguarda le parole, un discorso abbastanza ricercato e quindi una rottura di coglioni qua a volta dobbiamo ricordarci le parole e le battute, tant'è vero che ieri abbiamo fatto una figura di merda, meno male che nessuno se ne è accorto. Comunque oggi faremo di peggio e di meglio. Il tuo personaggio qual è? Io sono Clorinda, ossia la cognata del signor Fulgenzio. Eugenia Pandotti. Sono l'innamorata di Fulgenzio, la sorella di Flaminia e la nipote di Fabrizio. Sono Succianespo. Vero? Succianespo, ovvero il maggiordomo di casa. Chef, difficoltà.